Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura ancora sangue sulle strade del Catanese. L'ennesimo incidente mortale si è verificato lungo la strada provinciale che conduce al rifugio Citelli nel territorio di Sant'Alfio. Il tragico scontro avvenuto frontalmente ha coinvolto una Fiat Panda e una moto. Nella violenta collisione ha perso la vita un ventenne, Giulio Massimino, residente ad Acireale. E restiamo a Catania, dove una 45enne dipendente dell'ST è rimasta gravemente ustionata dal contatto con acido mentre svolgeva le sue mansioni nello stabilimento. Attualmente si trova ricoverata al Cannizzaro. Nel frattempo i sindacati sono intervenuti per mostrare solidarietà, ma anche esasperazione per la mancanza di sicurezza e tutela sul posto di lavoro. Si fa incerto invece il futuro dell'istituto alberghiero di Cefalù. Il tribunale di Termini Imerese ha ordinato lo sgombero entro il 20 luglio dopo un'avvertenza tra il proprietario e la città metropolitana di Palermo. Adesso serve trovare una nuova collocazione per evitare lo stop delle attività scolastiche. A Palazzolo Acreide, nel siracusano, nasce il comitato Un Fiore per la Vita. La comunità della zona montana dice basta al silenzio e chiede verità sull'elevata incidenza di tumori e l'eventuale correlazione con l'inquinamento ambientale, un'iniziativa che nasce dai cittadini spinta dalla paura e dal bisogno di risposte concrete. E in chiusura il meteo per la giornata di domani. La Protezione Civile regionale non ha comunicato alcuno stato di allerta, ma non si escludono probabili piogge su Catania, Messina, Palermo, Agrigento e Trapani. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Buona serata.